Guardi me. Venga a pesa. Che sono piani? E visto la cassone? Tanto chiudo la cassone. Dai! Dai, figurati con che deve lavorare Sasson! Dai! Qua, metti. Ferma! Sicuro che sei dalla tobanda, Cristo? Sicuro che sei dalla tobanda? Sì. Dato! Plan, Ti mi ha smolato, ti scurindo, tira! Dai! Dai! Ragazzo! Mitto! Ragazzo! Allora al 3! Oh! Al 3! 1, 2, al 3! Ma al 3 al cian? Sì! Al 3! Al cian! 1, 2, 3! Oh! 1, 2, 3! Prova tu! Va per là! Dai! Dai che pesa! Dai! Dai chi dai! Dato! Ti mi lasci dalla banda più pesante, sempre, ogni volta! Che fai? Dai, insomma, dai una mano. Dai, ti ha passato il dato su quel pezzo, no? E sai perché che non si muoveva in prima io? Dai! Allora, al 3, Ma cambia numero, sempre il 3! al 2, boh. 1, 2, Ma doi così o doi così? al 2 su, Boh. 1, 2, i cavales! I cavales! Vito! I cavales!
Ma ti appare contributo dagli invalidos! Che l'altro assume da un gente così assume! Dai mo! Muoviti! Muoviti! Daria, Daria! Dai! Hanno posto la cucina, io su camera! Dai! Dai! Daria! Alza! Dai! 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 Daria! Ilaria! Ilaria! Lavora! Ma col calesto qui? Col calesto qui? Questo qui è la famiglia di Smithiat. Ma è morto il 4 di dicembre del 2009. Ce n'ho più. Ieri sarà Sparferi. Sono che ti dici? Sì, ma attacca puccia però, Gli telefonano a casa? Ma se l'era da Besson. E mo? Dai, portalo via, dai, che qui l'intriga, dai, non si può lavorare. Plan. Ti raccomandi. Sì. Che Già. i casselli dalla nostra ditta sono casselli preziosi. Sì. Valori inestimabili. Sì. Ti raccomandi. Vado. Ah? Dai. Vado. Chiapila. Ma so tu, ma... Dai. Plan. Dai. Oh. E adesso, fuori dalle mani! E qualche duca venga a tuelu. Ma giudice muorta l'ha fatta. Sono curioso, giudice. Hai tu fatto tempo a guardarlo? Alle giù sotto. Aspetta. Alle giù sotto un rullo. L'unico che viziato calavi curiosà. E il lavoro asfaltato in piazza e lui guarda alle colate che passava il rullo. Alle come un fuè di chiartavelina. Ferma! Voglio dirlo. Aspetta. Devo il coraggio qui. Sono tutti via. Butta. Oh, via tu. No, lavoro. Ma su dove? Dai, l'ultima volta, A lei è riconoscibile. Pensa tu che abbiamo fatto la visita militare insieme. L'hanno fatto rivedibile. Allora 1,50 m. Buono. Gi, lavola. Vieni, Gi. Ma l'altro con tutto. Gi, cambiato. Gi, cambiasse, dai.
Allora? Sta cambiando la giornata. Bene. Di mattina a buon'ora già un morto. Ma porco aiuta! Guarda, c'è casa. Quanto io dico le guardano tutti look. Dio buono. Ma l'aveva 30 anni, così giovani. Ah no, che le hanno sono curiosi. Alle bibbiere così! Guarda l'era lì. Boh. Dove sei? Venite malato! Guardai che non andate più bene, che sto qui. E tu chi? Caro la macchinetta. Sa lavora. Sempre lavora. Oh, disgraziato. Scova! Scova! Beh, insomma. Arrivi, non arrivi che altri. Dai, Tacan, dai. Fai sempre solo il casino. Sì, Tacan. In questa officina seria si adoperano tutti i DP. Finalmente. Dai, misurando, dai. Misurare. A volta fatti il plomb, il livello e duce che gli va. Chi ne ha sbagliati come ogni volta. Bello. La volacciata. Ma non tante, eh? Tante. Ah, acclama poco. Due skate. Sì, dove Fagli un spessore che resti un po' più, se no gli va il santo al chiaro. Metti che lo sotto al chiaro. Blocca, plan. Clavaressimo un po', ma lascia stare, dai. Blanco. Tu? Calmiec. Manica. Chiara. Repulì. Chiappa al metro, dai. Chiappa al metro, le pulite, chiappa al metro. Guarda. Ah? Acclama, ma dai che la va bene, acclama un po', ma non quasi nuia. Guarda che dopo, ti sa che l'altra si rada. Sì, che altri. Grazie, caro mio. Rotti i coglioni abbastanza. Dai. E io? Aspetta. No, prima di là. Dai.
Tacca lei. 3 metros e 5. 3 metri e 5. 5 e 2. 3,52. Secca. Dai. Dai. $3,70. 3. Pulì, ben. 3,75. 3,75. Oh, ma è più lungo della banda di casa. Ma qua la banda? La banda sinistra, è più lunga. Per anche sei più al compagno, all'utidore. Ma l'avevi la scogliosi, stato alto. Oh. E ora Luigi, giro te la roba, dai. Vabbè. Sono le idee. Lascia lì. Allora, fantastico. Così lo vogliamo fare. Aiuta. Vai attenti. Sempre shop sul lavoro. Pronto, ditta Titin, sono il titolare. Pronto! Ditta Titin! Sì, è la ditta Titin, chi parla? Soy Gina! La sunetta! Cui? Gina, la sunetta! Ah, la sunetta. C'è bien nome che ha, signora. Aspetta! Farcica mi clama. Soy qui a casa da sola! Soy morta dalla settimana! Che sei morta? Sì, morta! Potevo venire a duemi! Ma signora, scusai, avevo qualche parente, qualche cugino, qualche duca al può sbagliare la casa? No, purtroppo, soy sola! Bessola. Sola? Signora, mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto. Mi sa che chi tocca resta qui a casa e la sua sunetta. Arrivederci. Sì, dai. Pronto? Soy la perpetua, la taschina, parlo con la ditta Titin? Ah, Madonna, all'emito. Sperando che si ne guardi qualcuno per cercare le sorte come una chiampana. Pronto? Pronto, pronto, pronto! Pronto? Sì, pronto! Pronto? Soy la perpetua, la paschina! Nella cinta è colata la linea! Ben c'è fadia per fare una telefonata. Soy la perpetua, la paschina! Parli con la ditta Titin! Sì, anche pompe! Ma mi dici? Ascolti, ti devi portare via Anso il curioso. Ma qui hanno un altro rimuar di Annino. Ti sei dismenteato a portarlo via? Giannino? Ma sai vedere la messo? Ma Giannino, che costava io in pantalone? Sì, proprio lui. Ah, Marime, si senti smittias? Ma per piacere niente quello e prima che gli frai. Va bene, adesso sono impegnata a preparare. Anzule appena possibile mando qualche dunque.
Ma ottenevo da Conte. Bom, passava aí depois. Ciao. Mandi, Paschino, mandi. Ciao. C'è lì. Buca le muar. Cuca le muar. Giannino! Adesso stava dura per lui cuore. Ma non si va bene così. Ma dai qualche tu aiuti dai. Vito! Questo chi? Non sarà della castagna, Nino! Ciao, bene, la roba che tu. Venga! Oh! Guarda, Rock! Guarda! Lo altri sono qui! Sì, fabbrica, qui! No! Qui! Tu chiappi, ferma! Tu chiappi! Qui! E via toffi qui! Tu vai andando! Tu fai la curva, tu chiappi la farmacia, che è apparentato con il maresciallo Gallo. Ma tu con il maresciallo Gallo? Bene, tu vai andando, tu arrivi, tu chiappi la iglesia, ok? Sotto, la iglesia, ok? Tu vai andando, tu passi per la piazza, tu chiappi la macelleria, che è di Paolo. L'ha dato meglio che io Paolo. Magari dopo il derby forse. Allora, ascolta! Tu vai, ferma! Tu vai andato al tripod! Tu chiatti il barbei! Che il piccinin, che l'ho piccinin, che vieni! Coppola! Ascolta! Di fronte! Hai un'altra chiesa! Ale che coglione, che è tutti in lista con Gigi Mudanda! Non immaginate se siamo capaci da vincere con Gigi Mudanda! Ascolta! Tu vai un attimo! Ok? Tu arrivi! Qui è il tribunale! Ok? Tu vai giù, tu chiappi la strada, tu vai finito in fondo, tu chiappi la statale via Raut che non è trafficata, tu guardi a destra, a sinistra, se arrivi in macchine, tu la passi, tu vai in denant, tu chiappi un rug, ok? Ui, asta, azul, hai capito? Chiappa la tua borsuta, chiappa il tuo metro e vai io dice che sei seduto, dai no! Stanno altri, disegna tu la roba, dai! Sì, ma lavora! Parla sempre in Peugeot. È una compagnia di maschi, altro che...
Eccomo, fatta e chiacchista. Sto aspettando. Chissà. Dio permesso. Oh, ecco che arriva. Io vado a scusare la gomma, mi toccava anche che, uè, proprio. Ostia. Tutta fana a piedi. Dai misti, dei tofu, io su. Bene Giovanni, Oddio. ben Chimo, ben una sniappa. Sì, permesso. Ben una sniappa Oddio. con che. Beh, grazie, non mi volevo. Con quel frecca nel te furbi. Tu trime, macca. Allora, se mi porti tu di biel. Ah, mi hai portato una lettera. A che? Via Mistris, via Toffoli, via Paiani, dove? Sì, che? Guardiamo. Ah, Porco Iuda, la c'è via la lettera, madonna. Dalla una carina, Dalla región. Sai che è l'autorizzazione come artista. Ben, grazie, mo. Giovanni, si vede, No, grazie. All'autorizzazione. Ah, Gigi, puoi domandare una roba, sai? C'è roba, Hai un problema a casa? c'è problema. Mia Madonna, C'è caso. la femmina, la femmina. C'è caso. Hai sempre cassicina, sia Dio. Sì? La sai se fa più. C'è caso. Sta sodino. Io sei sora. E clama su, e clama giù. Adesso anche la polmonite. Porca mattina. E non... Ah, così che... Ah no, non vi voleva con sta No. roba. Ma hai saputo? C'è avevo saputo. Hai saputo che facevi su un'aria di che speciali? Ma la primi bottigli. Eh. Sa, adesso adesso l'autorizzazione qui, ma io vinco qualche bottiglia. Ma non podino provare così in primo. Ah, adesso fai io vinco, guarda qui. Io vinco una fornitura qui che fai paura. Ecco qua. Allora, noi produciamo aria. Chi sta è aria potabile. Chi sta qui, un litro costa €1. Dopo se tu vuoi, io vinco anche l'aria gasata. Gasata. Chi sta è l'aria gasata costa €2. A dipinge bocca è la femmina, c'è montesi. C'è voto. Ma avevo aspettative. Hai paura di no? Ti posso aiutare. Speranza, no. Ti posso aiutare. Disegno. Allora, che gasata alle mie che ti dai una bottiglia sola per intanto che la Corea in massa. E dopo mettila dentro, ti doi, perché sono per prova, sono i primi, capisco? Ti doi, di chisti, fai respirare una alla sera e una alla mattina, ti doi per i primi 3 dis. Buon, va bene. Dopo ti doi 1, 2, 3, Sapere? ti doi 6. Ben, grazie Mognini, grazie, metto qui tu. No, dopo, tu io c'è mo cavati in robis. Buon, Se la femmina ha un sviluppo, buon. capisci c'è mo? Sì. Prima tu io c'è mo cavati. Sì. E dopo magari tu torni, Buon, ok. chi ti lo fai cerchiare se tu vuoi, aspetta che vengo qui, la spina, Fammi sentiamo. ecco qua, porco Dio, se l'hai rotto il gomito, beva là, pazienza, vivi in te stesso, prova a sentire, senza roba buona, prova a sentire, Come cantira 3 quarti di stichito, da là ci vuole attacca a dormire. A dormire scale un placer. Intanto il primo segnale buono è che dormire. E dopo a vegliare. Tu io c'è buon cavallo. Se tu vuoi dai la inizia a qualche tuo amico che provi. Buon, dillo dove. Tu porgi. Grazie. E Ciao, Davide che roba qui. facendo tutto un conto dopo. Dopo. Tanto va là. Bene. Grazie amore. Noi amore. Mandi, sempre Ciao, gentili, Giovanni. mandi. È arrivata la lettera! Sicuro! Sì, eccola qua la lettera!
Finalmente era 3 mesi, non ma burocrazia. Regione autonoma, vista la richiesta della premiata ditta Titin, di Gigli Titin e C, intesa ad ottenere l'autorizzazione a bruciare materiali di qualsiasi tipo, visto la delibera del Consiglio Comunale di Fana che esprime parere favorevole, visto i progetti e gli studi di fattibilità e le innovazioni apportate ai forni della ditta, visto il parere dell'unità sanitaria locale, madonna tanta considerata l'alta percentuale di anziani presenti nel territorio che, piaccia a loro o no, sono destinati a morire nell'arco di pochi anni, considerate le tensioni sociali a livello mediatico che non escludono la possibilità che anche Fana partecipi a qualche guerra, si autorizza a tempo indeterminato la premiata ditta Titin di Fana a bruciare con orari a suo piacimento nei propri forni di via Maniago numero 2 presso la Sala Eldorado tutti i rifiuti solidi urbani speciali che venissero prodotti. Altresì si autorizza la trasformazione, la distribuzione previo controllo delle autorità sanitarie dei fumi di scarico in aria potabile, aria gasata e aria RIP in bottiglia, nonché di aria termale a fini terapeutici. Va inteso infine che i forni della predetta ditta potranno bruciare anche animali e persone decedute per motivi casuali, accidentali o deceduto in guerra, nonché e soprattutto in via del tutto eccezionale le persone vive che rompono le balle alla comunità. Il presidente della regione Fumacanne Pasquale. Al fumi purlicanis, ma intanto l'autorizzazione lei. Operaios! Allora finire il lavoro, chi? Lo finire o no? Sì. Non la sei giù? Oh! Già i flus! C'è buono d'orcan? Oh, c'è puccia calè! A puccia da pizza, puccia! Raga santa! Saranno i rosi, dai, su! Prendilo qui, dai! Ho voluto che sei pizza giù! Cui? Lui? Prova io! Ale già giù, da non c'è roba! Sono medici tics! Dai, fa gottarlo su! Chiampa le misure! Un'altra volta! I metro squadri! Metro Ah, quadri! i metro squadri, sì, metro squadri, la penna! Via, fai a me. Allora, 3,72 m, più 3,53 m, 1,90 m. Più 2, 11,40 m. Più altezza, Javin, 10, più 10, 27,30 m. Vicino? Ah? Vicino? Attorni? 105 alle giuste! Chiapamo, dai! Dai, su! Dai, che si sta, dai! Allora, gli alciamo e lo buttiamo sotto. No, a voi da ciao! Così? Come faccio per buttare sotto la pianta? Sotto! Dai! Oh yeah!
Dai, chiappi lui! Dai, ok, grande, dai! Dai! Fallo bene, fallo tirare! Sì, no? Aspetta. Lato! Bene, Ah? dacci banda! Ah? Dacci banda! Arca! Va! A 3! 1, 2, 3! Fallo su! Tira pulito lì! Sì. E qui! Io non sai perché la famiglia lo voleva a forma di caramella, ma non sai. Con tante confessioni che avevi proprio a forma di caramella! E che da costo di banco? Carta riciclata è! Lato! Aspetta che tem dei! Dai! Dai! Dai, muoviti! Madonna! Sono io che altri! Dai! Lato! Dai! Luce biela! A posto! A posto! Girarlo! È il decoro? Mi tigri il decoro, Ti sentiti la vita che... di fare una roba in economia, c'è molto chi? Dagli del cloud. Mettiti del cloud. Lo tengo io. Dai, muoviti, dai! Dai! Dai, finì con sta cassa? Sì, Sergio! ma tre! Ah! Dai! Sì, ma la stasera è massa nastro, mettiti, anche la roba costa. Va bene così. Va bene. Oh! Grande! Toi! Cos'è finita? Altri fuochi! Altri fuochi! C'è bien lavoro che vi fa! Ah? Eccezionale! Eccezionale! Oh! Plan, per l'amore di Dio, plan! A tu!
Oh, l'avevo finita sta casa. Già pronta consegna. già pronta. Allora va. No, padre lui Yogi, padre lui Yogi. Giannino. Giannino. Così giovani. Fantastico! I moarse sono moarse, si servicino. Paghi la casa e che sei finita qui. Ormai le moarse. Dai, lavoro per te, dai. Dai, Jim, dai.
Guarda tu! È la prima volta! Genio, non si sa mai, ogni tanto salta fuori. Sì, non sta preoccupati, non si incragni, non che. Nino! Dai, dai. Lato. Le sorche lì, Tullio! Beuchito! Sì, ma già, oh, mi spiega! Già, adesso aspetti 10 minuti che ti spieghi che tu che fa, che è arrivata l'autorizzazione regionale, che mette in funzione la macchinetta, chiave in l'aria. Guarda che mi stai facendo su da cazzo, Fratello, che fai che ti mandi a diavolo su Guarda, mi qualche stai devi mangiare il panino come che gli altri! Tu vas a mangiare qualche ludizio, perché sono io il parole. Adesso vengo qui che ti spieghi che tu che fa. Ti do io sin da casa, pantalone. Vengo qui! Guarda che ti mostro, c'è molto funziona qui la macchina. Allora, tu chi ha il rifiuto buono o chi ha il rifiuto cattivo? Dopo ti spieghi che tu chi sta attento. Allora, prima roba, chi aveva il mulino? Tutto chi sta attento alle pali del mulino. Tu chi sta attento? Perché tu chi metti una di rifiuto buono, no, anzi, farli così, 2 di rifiuto buono e 1 di rifiuto cattivo. Allora la macchina lavora bene. Tu chiappi la roba che è dentro, che è il prodotto, capito? Sì. Tu lo tiri su, Sì? capito? Tu lo butti dentro dalla macchina, dal mulino. Sì. Dopo tu tacchi il bottone che la da essere di qualche banda, perché io non l'hai mai comprata sta macchina qui, ladro un po' porco. Bello chiccare. Bello chiccare. Ecco, il guasto elettrico. A me chiamano macchina. E la macchina non partisse, adesso non fa se la partisse la macchina. Gino stesso in Il Gino lo stesso. Ma funzionava fin prima ladro un po' porco. c'era fin prima, c'era! Boh. Mi hai detto che è una roba brutta io! Allora, praticamente la macchina a Mosena, la roba che tu butti dentro. Sì? Dopo tu la chiappi Sì? e tu la butti dentro in tal forno. La butti. Sì? Il forno arriva a 5.000-6.000 gradi. Sì? Tu sei? Sì? Ma tu che stai attento, che ascoltarmi, non dici sì e basta. Sì? Che musica, tu sei mai sempre in dormidì. È difficile! È difficile! 10 secondi è difficile! Con livelli, hai capito? Che mi fai i giattacci che giattacci sul vertiano, ma sguazziti, no? Tu fai pure l'assicuratore, tu imbrogliami in persone. Allora, dopodiché, tu è fuori dal tubo qui, va dentro e chi sta la macchina, caro mio, la depura nana. O chi si sviluppa in nano. E la macchina è in brucia, chi sta a fare tutto che controlla il termostato. Che è il termostato speciale. Quando arriva a temperatura. È difficile! Senti, calmo! Che prima o dopo tu arrivi! Dopo l'impianto ven fuori tutti dalla macchina, via la lavafumi! E ancora che fai ste scherzi di chiamare la macchina! È una partenza! Ad ogni modo, nessun problema! Ad ogni modo! Una volta staccata la luce va! Ma la roba che tu chi sta attento! La roba che tu chi stassi, via tendi tutto!
Sì, perché funziona l'impianto, sì, a sogni termovolati. Il ghial, chi sta attento al ghial sono dovuta Silvio e Olimpia, che è cugina della Veronica. Samor, la ghialina non ha nessun problema. Tu la cambi. Samor Silvio o Santianta, tu che hai bloccato l'impianto. È la valvola naturale, capisci? Tu che ti sempre sotto controllo. Ma io credo di averti dita tutti. E magari se ne arrivano a fare la partita della macchina e la fare in 6 secondi. Buono. E ti lasci. va bene. Ah, tu capisci? Ma la roba importante Sì, a soli. sì. A partita la portata! Alla portata! Dai, che casino! Figurata che non avete fatto. Allora, E quasi già capito. ma l'importante sono i pali. Sì, sì, Madonna. Una di cattivo Una di e cattivo. 2 di buono. Uno di cattivo. Una di cattivo e 2 di buono. Uno di cattivo. Una di cattivo e 2 di buono. Uno di cattivo. Hai capito? Uno di cattivo e 2 di buono. Una di buono e 2 di cattivo. Hai capito? Allora, se non mi piace di me stavolta, allora una di cattivo, no, 2 di cattivo, 3 di cattivo e 1 di buono. Va bene così. Allora, una di cattivo, 2, 3 e 1 di buono. Piccale. Mi devi metti 60 gradi come la lana. Controlla il termometro. Controlla il termometro, salva. Io buono 30 volte. Io buono stavi bene, mi stai io che non stai bene. Allora, 30 gradi. Così vai. Dove stacchi? Per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. Ma dovrei agire così. Chiappi la palla tutta. Avanti dai, so che capi tutto. Avanti. Ecco fatto. Guarda bene. Il ghiaio sono visto. Allora Silvio! Siamo in tue mani, Silvio! Mi raccomando, pianta, perché se no, guarda, mi ti metto in pignata io, Guarda c'è che va! Guarda c'è il vestimin che l'ha fatto il mio palone! È una bomba! È veramente una bomba! Ultima cosa! Oh! È scoppiata di chiosa! Ah! È scoppiata di chiosa! Ah! Oh! C'è! Non sta bene!
Cerca lei, Vito! Cerca lei! Porcale! Porcale! Aiuto! Che te, aiuto! Se che sei tu? Oh, guarda me! Ma non è mica che muore di tutto. Ma sei sicuro che è lui? Non lo sai, non lo conosci! Prova Iodi. Prova Iodi. Aspetta. Alleluia. Alleluia, alleluia. Oh, porco Giuda, c'è chi sta chignami Ferma! Ferma che io sai! Prova io il polso. Inassente il polso. Clama, accetta di limone! Clama! Clama, accetta di limone! Accende del bot! Clama, accetta di limone! Accende del bot! Clama! C'è un numero che l'ha, accende del bot! Non lo sai! Guarda tale l'eco! Accetta di limone! Se ti metti, guarda anche tu che non ti capisci! Ma c'è capanti l'elenco di Napoli! Clama! Clama, accetta di limone! Chiatilo! Alla destra! Talun! Talun! Guarda Talun! Alle mie che clamano il cimmo che oltre che! Fra uno e che l'altro io mi vengo su nervoso! Tintin, si fa il 12,40, va di me lo stesso! Assomiglia a compagni! Fai il certo di sgotta la gay! C'è vita, dai mo, su mo! Ah, portuglio, portuglio! Che sciato combinato! Ti avevi penami tutto in regola! Pronto! 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 È sempre la prima linea che va. Pronto! Pronto, 118! Sì, buongiorno, Aspetta buongiorno! prima che non le Vai, dica vai. sei muerto! Tu vuoi già fargli la tassa tu! Pronto, c'è una ora per là! Silenzio! Sì, mi dica! Sì, no, cosa ha bisogno lei? Io ho bisogno! Sì, c'è un infortunio sul lavoro! Il mio maniaco civico 2! Affanna! La ditta Pompe e Falegnameria Titin! Arrivate di corsa! Sì, pronto! Arrivate! Via maniaco civico 2! Oh, mamma mia! Ma che c'è che la fa? Dai, veloci, mettetelo, si sposti, perché se si sposti, si sposti. Veloce, signorina, si muova. È un'emergenza. Ma anche sul lavoro. Pronto? Amore! Ma sì, sono al lavoro, ma tu sei più importante. Sì, e poi cosa c'è? Oh, mi pensi? Quanto? Ma quanto mi pensi? Mi pensi tanto? Oddio,
ieri sera è stato fantastico. Sei il mio passerotto. Non lo so, la dottoressa, ti saluta la dottoressa? Te la passo un attimo, sì, no, non vorrei, no, te la passo un attimo. Sì. Pronto? Ciao passerotto. Sì. Dai, ma quanto ti amo? Anche lei sì, tanto, tanto. E tu lei? Tanto, tanto. Bene, guarda, qui siamo un attimo impegnate. Vabbè, ci sentiamo dopo. Sì, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo. No, io non attacco. No, dai, al 3. No, al 3 si attacca. No, 1, 2, 3 attacchiamo. Va bene? 1, 2, no. 1 adesso. 2 e mezzo. 3. Ciao, baci, baci. Muoviamoci! Muoviamo veloci! Signorina, prenda qua. Senta il cuore, signorina, il cuore. Non risponde questo. Questo neanche. Veloce, signorina. La maschera, ossigeno. Pompi, signorina! Pompi! Più forte! Niente. No, qua bisogna fare... Chiamiamolo, Marco. Bisogna chiamare la procura, mi raccomando, non lo toccate. È normale? Adesso! La prima macchina, perché è un po' tardo di testa, sempre tardo. Ormai è tardo, sì. È tardo anche, è tardi che sia tardo. Pronto, procura? Sì, qui l'infermiere di zona. Si è rovinato. Noi stiamo telefonando e qui c'è un caso sospetto. Viene morito ovviamente, cara attaccata, a funzionare la vita. Ma è un caso sospetto perché ha delle strane margine molto. Ok, va bene, a dopo. Non toccate niente che arriva la procura. Grazie. Non tocchi! Ah, capito. Il CIM qui, non la procura, il CIM, siamo. Grazie di tutto, grazie di tutto, proprio grazie, io ti resi ironica, pantalon, la procura, c'è procura,
Vieni tu che metterlo in casera subito, prima che arrivi la procura. No, Monadis. Sì, fai la sagoma e dopo... Dai, taglia. No, tagliamo lui. Sempre lavoro. A prazer. Pinca! Dai che forse! Mi ha vinto a misurarlo! Ma ha vinto a cialo! Allora? Déjale. Ci vuole che fa la misura! Oh, tiralo su allora. Vai, su. Andiamo gli scarti perché avevi sbagliato la misura, signor. Tira gli albo. Avrai più esperienza di te, no? Ferma! Vem cá, dai una macchina, c'è! Chiappa sulla guarda tu! Ecco. Mettilo via! Ok. Ferma! Ferma! Ecco. Lei lo mette la maniglia dalla porta, Duro! 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 Oh, al peso come un biglietto! È un biglietto! Molla! Basta, basta! Muoviti prima che arrivi la procura! Muoviti!
Venga, amico! Smolla la guardia! Smollila! Alle curte stavolta! I provan a metterlo dentro, i rivan a schisciarlo. Mola io, mola io, mola io. Muoviti! Muoviti! Muoviti prima! Avanti, carabinieri! Dai, muoviti! Guarda da mangiare come il tuo solito, lì! C'è la Ferrari qui! Però sta pulita! Guarda qui è! Ma no, va. No, sì. Guarda qui è, muoviti!
Allez, fort, plomb! Da, più! Prova a tirarlo su! Forse adesso sta! La voglia che va a portarlo in officina! È troppo lavoro! Troppo lavoro! Poco. Caffè! Portalo in officina! Giralo! Freddy! Avevo finito il lavoro! Sì, io ti ho tolto la cassa, c'è vero? No. Come i pipinosi, c'è vero? Ma porco, aiuta! Un'altra volta, sbagliare la casa! E lei mica bessi, è dovuta via per due stupidi che hanno salvato il lavoro! È colpa lui! Arriva la benedizione! C'è lei, questa benedizione! C'è lei! Eccoci! E allora c'è Ferdina! Ma mi pareva dovessi tu li chiappati! Prego, reverendo! Buonasera, reverendo! Mi si chiama le mortezioni. Stava una disgrazia, una roba improvvisa e si più stremati. Lei è venuto? Sarebbe io per dire qualche peraltro. Ah, certo. Se fossi? Sì, no, prego, reverendo. Dopo qualche la vincerà, mi danno una messa, paghiamo tutto. Va bene. Prego. Caro Tullio, la tua scomparsa improvvisa ci ha lasciato un vuoto. Tu sei sempre stato una persona strana, un giullare da quattro bei, un lari, un truffaldino, un vero delinquente. Ma in fondo, tanto in fondo, tu eri sempre un buon uomo. Ti ricordare sempre con affetto. Grazie, reverendo. Calzinchi, reverendo. Il Tullio aveva una passione per la messa in latino. Mi può dare sì, dici quattro parole in latino? Proprio in latino, come pensi agli anni. Oh, va bene. Dear Tullio, your student departure left us with witness. We always be a strange person. You always be a clown, a robber, a comment. We everybody. But deep down, very deep down, you have been a good man. We will always remember you. Grazie. Ho partecipato in teatro. E adesso, reverendo? Si può dare sfanchiare? Perché sì, non dire roba. Lì, facciamo un chianto. A lui gli faceva anche cantare. A lui gli faceva cantare. E facciamo partecipare anche i fedeli. Ecco chi? Ecco, che porta ai fedeli. Porta io ai fedeli una parola per noi. Ecco qua.
Ma vieni una già predica, già lui. Dai, dai. Ma tanto la portava così. Buon. Andate alle giù. Non si finì con la distribuzione, che insomma, ma avrà primura in che reverendo. Reverendo, c'è il voli. Dai, ti, Sì? non hai problemi. No? La femmina da chiesa. Muoviti, mo. Buon. Allora? Buon. Pronto? Ascoltate. I suoi morti sul lavoro. I suoi morti a fumicare. E il porco di Gianna la pianta. E perché chi soy crepa. Nasta disistimonani che il gialla la pianta ad smettiti gli orelli e risparmia tutti il far dopo tutti si incontri tutti l'anni e va pur palato strada ne sta con pippi li mani. Allora si lasciamo così. Io vi ringrazio e ci vediamo. Alla prossima. Alla prossima. Grazie. Al prossimo anno. Fantastico. Portailo dentro e sarai. Portailo dentro e sarai su dopo. Sì, tu sarai dentro. Va bene. Muovevi, No. Tu la esci sta casa, è arrivata in chiamò. Lavorare, no. Sarà la casa già pronta, mi chiamò sbagliata. Chissà che c'è anche la combinata che roba è. Ho catto a fare un'altra casa. Ho fatto a fare il carro. Ecco, ti pareva? Non sarà no, non potevi mica in giro con una casa con i pesi fuori. Mi veniva un'idea,
in piedi. Così forse si senta. Ah, ecco. Ecco, aspetta allora. Provare insieme. Boh. Provare. Prova. Duro, Duro. Eccolo lì. Pronti. Pronti. Oh, oh, oh. Prova. 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 Ecco mo. Poca io. Prova. Prova. Cercale. Oh Madonna. Cercale. Ma le signore. Non è colpa me! Non è colpa me! Ma signore! Non è colpa Iacu! E ti parlate con le zuccuri! Ma non finita a fa fumo qui! C'è fumo da dietro! C'è fumo da dietro che mi inutili autorizzazione! Ma c'è autorizzazione! C'è! Cosa autorizzazione? Si dice che ce ne sono le davi! E avendo utilizzati in regola la stazione a voce che è fatta! Io non sapevo una roba! Qui non sapevi! Io non sapevo che chi il morto schiampava! La schiampava il morto! Chi? Sì! A chi sta dentro non muore mai nessuno! Oddio che fa parlare! Andiamo sto qui! Andiamo! E torna qui! Miserabile uomo dalla parete blanca! Ecco! Va via! Con un casarone! Va via! Andiamo, va via! Chiediti ti! Va via! Studia il cammino! Va via! Va! Non ben corda qui! No! Va via tu, va! Va via tu, va! Ci ho venuto a posto qui! Lavoro! Ma non si può dire così, così! Se c'è non lavorare! E si finita sta casa! E si finita o no? Qua c'è una finita mai la voce, la sai la roba sempre in giro! Porco aiuta! Guarda il fuoco! Allora c'è buona risolvino sta roba qui. Che casino questo? Non è un problema qui adesso. E ho un'altra casa.
A si può la resta, la savarese mica io, ma... Ah, mi stavi in tu un'idea. Quasi quasi. Tagliai i pesci! Un po' di più, così è stati comodi. Arrivi io qui c'est bon, non è che tagliato? Ah, io dico la mia! Con gli accenti l'avevi tagliata, forse che la vai levare la sera! Sarai l'uomo! Mamma, no, va. La ributtata! Oramai che è un'ora che la remenaglia si buttata! Allora, finire sta casa, Ma mai che non mi arrivi la cultura adesso sia buono. Buongiorno, maresciallo Gallo, piacere. Piacere, Gigi È il mio Tuttini. appuntato. Dov'è? Com'è, picciotto? Tutto a posto? Appuntato, Oberto! Oberto! No. Oberto! Oberto! Appuntato, Oberto! Lamberto! No! Oberto! Appuntato, Oberto! Roberto! Ci dica il motivo della vostra visita. Non è successo niente. Siamo qua da 2 ore per niente. No, prima vorrei sapere chi è il titolare dell'azienda. Io, come ho detto prima, sono io. Gigi Tuttini. Via gli altri! Appuntato!
via. Ho detto via, ma non è! Maresciallo, ho detto via. È sordomuto e lui si esprime così. Anche questo. Va là. Se no... Dica. Dobbiamo accertare il fatto. È tutto qua. Noi siamo in regola. I documenti allora? Le mostre documenti, è qua, tutto, guardi che qua. Lei lega l'autorizzazione, possiamo bruciare, possiamo fare tutto, se viene la guerra possiamo bruciare anche tutti i cittadini, no? Però noi abbiamo un'etica morale, si ricordi? Perché se venisse la guerra, la ditta Titin deve restare in piedi. Non possiamo bruciare tutti, se no chi ci compra l'aria? Restiamo senza clienti. Bella domanda. Però, vede qua, guardi, è tutto a posto. Tutto a posto. Bene, vada avanti. Se deve procedere, proceda, faccia le sue cose. Bene. Camice. Subito. Una mossa. E là. No. Lei ha una faccia che non mi piace, sa? Sarà bella la sua, sarà. Maschera. Se no, mi sa fuori male. Un momento. Occhio alla beretta. Occhio la beretta. E la dita. Guantimo. 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 Si ricordi che sono un suo superiore. A me, le persone con la divisa che fanno i pagliacci non mi piacciono tanto. Oh, rispetto alla divisa! Stia attento, Non si azzardi di più! Offendere la divisa! Oh, beh. Per una volta l'ha detta giusta. Oh, io vado a svolgere le indagini. Certo. Bene. E io concludo l'interrogatorio. Veniamo a noi, caro Titin. Con quel tono... Ora. Ma aspetta. L'esercito deve anche risparmiare sulla stoffa. Allora, Mi dica! caro Titin, Siamo qua a disposizione, non alzi tanto la voce, è ora di finirla, che fa tardi qua, c'è da compilare la constatazione amichevole D'accordo, lei è un esperto. per l'incidente. Va bene. Allora, quando è successo l'incidente? Oggi, 30 di gennaio. Oh! Ok. Alle 9? A mezzogiorno, nel cambio... Sì. Sia più preciso. A mezzogiorno è 13. E il luogo? Il luogo dell'incidente? Il luogo, la sala Eldorado di Fanna, al civico numero 2 di via Magnago, dove qui nell'azienda. Beh, certo, sì. Chissà dove poteva essere. Allora, Mi dica. danni materiali? No. No. Il cognome! Soggetto! Mongiat. Un po' come me. Ma... Sai che io mi chiamo Mongiato? Sì. Certo! Scusi, Certo! Ma cosa vuol dire? No, niente.
niente, siamo impestati di tramontini. E di nome? Come si chiama di nome? Di nome Tullio. Orpo, come mio fratello. Se mi chiede quando è nato l'aiuto. No, non faccio mica il furbo, eh. No, scherzate. Lei lo sa che io ho un fratello gemello? No. Certo. Probabilmente più magro di lei che le ha portato via i pantaloni. Il mio Tullio. Se so che gli succede qualcosa al mio Tullio. Sa quando è nato. Adesso andiamo avanti. E quando è nato il soggetto? Quando è nato? Il 1° agosto del 64. Otto come me. Oh, che coincidenza. Come me e anche come mio fratello. Eh sì, siamo gemelli. Io e il mio Tullio. E senta, Dica, andiamo avanti per piacere. Sì. E dove abita questo soggetto? in via Maniago 51. Otto, lì di mia mamma. Ma sa che lei mi assomiglia a qualcuno? Ma guarda che coincidenza, oh. Vabbè. Ma senta, capo. Sì, Senta. sì. Allora, il soggetto. Ehi là, capo. Il soggetto è quello morto. Sì, lui, Tullio. Era mica in sosta? No. No. È una persona che è sempre in movimento, anche troppo. E allora poteva sorpassare? No. E allora non ha rispettato lo stop? No, neanche. Guardi, non c'entra niente. No. Ma come cazzo è morto allora? Si esprime in altri termini, per favore. Stia attento, capo! Qui comando io! Veramente comando io. Ciao, marcialo. Allora può rimanere una roba sola. Era il corpo umano. Ecco. Usava le mani Sì? contrarie, come gli dicevo io, quel cretino. È morto. Hai visto bene? Tutta la sera che siamo qua dietro quel cretino lì. Hai visto bene? Hai Sì, torto sì, e sei crepato! Oh! Contento che lei. Non sanno più guidare queste gente! Mi dica, allora E concludiamo. c'è da firmare e concludiamo la cosa, c'è da firmare qua, mette la firma, qua. Firmi bene. Bene. Mi dia 2 copie che le consegno la mia assicurazione. Chi è assistente? Guardi, lasci perdere che la mia assicurazione paga, la sua non lo so. Va bene. Bene. No, terminato? non inquina l'orga del reato. Non inquini. Fuori. Maresciallo, a che punto siamo qua con le indagini? Bene. Ho visto che hai trovato dei reperti. 2 anni. Mi dica, dottoressa. Dottoressa. Bene? Allora, In tautologia e scienze confuse. Mi dica. mi sta ascoltando? Certo. Qua, guardi, Sì. va al reperto A. Reperto A. Ah. Sì. È una vocale. Sì. Allora, un artiglio di gallina. Gallina? Gallina. Oh, poi la cosa qua diventa interessante. E qui? E qui? Dei peli. Dei peli. Al No, reperto. potrebbero essere dell'assassino. Non li tocchi. Non li tocco. E qui? Un pezzo di divisa da falegname. Un pezzo di divisa da falegname Di tipico tessuto marrone. di tipico tessuto marrone. Ma la cosa più interessante Sì, dottoressa? è qui. Venga. Oppo. Ha reperto M. Reperto M. M. Oppo. No, guardi, ci sono 2 macchie Sì? di tipico colore rosso-marrone. Per me è sangue. Dia a lei un'occhiata. Questo è il reperto principale.
merda. Una merda, veramente? Ma come ho fatto con anni di carriera a non ne accorgermi? Ma come ho fatto? Da tua volta questa qua è merda. Ma perché l'abbiamo pestata allora? E per fortuna che l'abbiamo pestata, sì. Bene. Bene. Avete finito con questa indagine? Certo, abbiamo finito, certo. Bene. Bene. Direi di andare a lavarci le mani. Cosa dici? Beh, direi di sì, È proprio il caso, andate. Andiamo. Arrivederci. Prego. Mi raccomando, Sì, non si preoccupi. Serve che questo Tullio. Permesso. Buonasera, signora. Signora. È colpa nostra. Non è colpa nostra, signora. Sono lui da solo. Ma era buono prima, la buona deve stare così. Posso io Bettina? Sì. Sì. Mi voleva tan bene. Madonna. Domani è un altro giorno. Coraggio. Coraggio. Il team parliuta. Stavo sentendo freddo, allora... I freddo. Si così viene. No, è appena arrivato il controllo. Non ce l'ha tutta, non ce l'ha. Aveva freddo là. Stavo sentendo freddo in festa. No, non è possibile, signora, non è proprio possibile. E che se fosse possibile, mi pensare solo. Che mi credi, che mi metti in cima che lei, un agente trasmettitore lei, e gli fai tan bene ai pesi. Ai a piedi, va bellissimo. Su, signora, che si tiri su. Ci vuole. Aspetti. Diciamo. Aspetti. Che dici? No. Era tutto a posto, era in regola, era... No, i contributi. Sono tutti a posto i contributi. Madonna, io ho già fatto il calcolo, di 900 euro di pensione al mese, signora, sta tranquilla. Sì, 900 euro si viene calcolati. Allora, sì. Madonna, le dico in regola. Beh, guarda, Tullio. Prima tu has vivuto tu e adesso io mangio. Veramente, giù! Se non hai di lavorare per lui, Si capisce. Allora, signora, No, non è vero. Ma non può, cioè... Se vuoi, a chiatarà sicuro qualcun altro che può darà confortarla, perché chiamò giovane, fresca, plena di vita. Che mi guardi me che sei da sola. Sì. Adesso però... Sì, ma no. Sono sicuro. Ma e dopo comunque, ok. No, ogni volta io vengo dalle immagini che vorresti mettere a scelta, sempre... Allora, parletti. Sì! Da voi! Adesso mi mostro. Allora, sono dalle fotografie, dalle immagini che magari che io ho chiesto a lei un gesso mio. No, Flo, chiesto sono gladioli. No. E dopo io vengo al caltri, perché lui c'è passione con la vera. Allora, che il problema di
metti una di questi qui. Bionda. Allora, nessun problema, compreso nel prezzo. Aspetta che vado a casa. Ecco qua. Sia in compagnia, Marco. Senti, Tor Castello, su. Alla sinistra. Non mi far bene. No. Su, coraggio. Alla vita è un passaggio. Gode chi resta. Hai così. In arrivi. Ma vuole Giamon? Se non la sta su. Grazie. Su, coraggio, coraggio. 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 Figlio! Aiutami! Cerca lei! Oh! Emma! La cognata! La cognata Rina! Amico l'aria. Fammi l'aria! Che buona aria! Fagli aria! È sempre tra i vari! Cerca! Ah, signore. Ma scusa, cerca a fare la femmina di mio Fabio qui! Hai passato per sbaglio. Signore, tu lei mi chiametto, basta. Signora, io vi inutili i brespoli di castello. Addio. Bene, signor, guarda. Ah, mamma. Ah, non mi voleva Falcone, non mi voleva Cognata! Portamelo via, momenti, chiamo. Cognata, che fai tu qui? È un luogo di un delitto! C'è? Lui, Chi c'è? Tullio. Tullio, ciao Tullio, mio frati! Alle morti Tullio! Alle morti Tullio! No, desde muffe. È morto mio puttano Tullio! Guarda, Leuchino. Scusi, maresciallo. Dal momento che sta facendo fotografie, magari se ci fa qualche foto ricordo. Nessun problema! Magari se vuol fare una foto a gratis, è tutti i servizi. Ci Basta, vai. Basta. Dobbiamo superare questo momento difficile. Fagli una foto in compagnia. Ancora sempre correva! Dai, fagli una foto. Così una foto. Sì, tutto pulito. Bella foto. Bella foto. Sono venuto con gli occhi chiusi. Una foto con la vedova. Una foto con la vedova. La vedova. È proprio dotata. Una con la famiglia. Scusi un momento, perché non è venuta bene chi chiamava dalle parti, che sa chi ci fa una foto. Questo è febbraio? Sì. Grazie, basta. Sì, non me ne Voglio fare anch'io una foto con mio fratello. Fatela qua. Fatela qua.
E mica colpa io se madre natura fa sti robe schifo. Gli affari che bene, ragazzi, come me, picciul! No, chi allora mi spieghi, perché noi sinceri non vogliamo nessuno. Alle muarche l'era picchiato qui e per poterlo far sta dentro, gli avevi con un plealo noi. Vabbè allora. Vabbè allora. Siamo seri. Vabbè allora. Ad ogni modo. Ad ogni modo. Ad ogni modo. Ad ogni modo. Alle un momento comunque che va festeggiato. Beh certo. Perché non si può buttare tutto in lacrime. No, quello no. E allora? Guarda fuori questo. Vorrei acclamare quel chiunque per venire a farsi un po' di allegria. Sì, dai mo, dentro la truppa! Dentro la truppa! Virginal, fa festeggiare! Virginal! Avanti! Le giusto, festeggiamo in qualche maniera. Sumo! Perché anche Tullio si merita di festeggiare. E visto chi sì, perché no? Facciamo una roba. Mangiamo il pool. Ma mangiare il Giannino, sì, dai mo! Beh no. Bevi una roba in compagnia, meglio di un ladro o una spia. La responsabile, venite che festeggiamo! Festeggiamo! Si festeggia! Sì, È un evento eccezionale. ferma, Versione la boccia. ferma! Dammene giù! Che morto! Oh, via! No! Dai il chiap prima! Sì, stanno festeggiando! Stanno festeggiando! Sì! Festeggiamo! Evviva sposi! Evviva Tullio! Guarda qua! Evviva gli sposi! Evviva la musica! Ne arriva. Alle fieste non si lavora, si passa l'amore a far l'amore. Alle fieste non si lavora, si passa l'amore a far l'amore. Alle fieste non si lavora, si passa l'amore a far l'amore. Alle fieste non
Che giornata, ragazzi! Giornata fra vivi e morti. Però i risultati sono... Aveva ragione nonno, l'arbitro, che con un volo solo ha messo su sta fabbrica. E ci ha messo il cuore, ha dato la vita, ha dato tutto. E mio padre, che l'ha venduto tutti i chiari per poter continuare a lavorare per questa fabbrica. Io spero no, ma che non mi crei problemi spastumona di Tullio. Io speri proprio di no. Scusate, che casa gomma, Ma è ora che tu cambi la bicicletta! ditelo! Permesso! C'è via da portare! Un'altra lettera! Quella Sempre Madonna! la ragione, a me pare! È la Madonna! Oh, sta contento! Sta contenta, sei mica c'è che le dentro che... A proposito, Dicimi! con che aria funziona tu bene? Ehi! Alla tasta! E allora? Si vede, qui. Tanto di manca! Oh! Guarda! Beh, non guarda. Guarda! Dimmi. Gli asi respirati tutti! Tutte. Una devo creare io! Allora adesso io ti do il che Questa Grazie. è una bottiglia di aria RIP, riposa in pace. Guarda, non corchi, io credo che non gli basta tutta, non corchi perché la dai Niente. Secondo me quando arriva a metà, già in tale famiglia, tu cominci a sentire un senso di serenità, un senso di tranquillità, di beatitudine. Tu ti sentirai proprio sollevato, libero. Guarda che la dita è cagliata, è lui, non è mona! Vengo, Ascolta, ti do niente a tos di casata. Sì. Siccome è finita la sera, che cacore, Ascolta, ma ciao da tante, perché ruba qui? Facendo un conto qualche tu torni con la suocera. Ah, capito. Vai, bene, grazie mo. Vai, Vai di vai, nuovo. Giovanni. Ciao. Arrivederci. Ciao Giovanni, ciao. Mi hanno mandato un'altra lettera. Presidente della Regione, visto il referto medico del pronto soccorso che dai prelievi ematici e biliari ha constatato la morte del dipendente Tullio Mongiat, dipendente della premiata ditta per problemi di natura etilica ed inquinamento ambientale, visto il referto del maresciallo Gallo e dell'amputato Mongià Roberto che confermano la morte del dipendente di cui sopra per causa da attribuirsi alla ditta Titin, considerate in moti popolari le segnalazioni che confermano l'uso improprio e inappropriato e molto vale più del dovuto del rifiuto cattivo e del rifiuto buono, preso atto dell'inaffidabilità del titolare della ditta, signor Gigi Titin, alla luce anche dei suoi disastrosi esiti elettorali, visto il decreto Reggio 1847, 91, 197, ce ne sarebbero anche altri, ordina l'immediata e definitiva chiusura dell'impianto di bruciamento della ditta Titin con sede in Fano via Maniaco.
Tanto si notifica a titolo delle forze dell'ordine aver sopravvento provvedimento non ha messo ricorso Fumacane Pasquale, il presidente. Perché si deve fumare italiano? Ma mi rovina la dita! Mi rovina la dita! Conduci che fa? Gli dà la mia vita per questa dita! Io già che potevo tornare! E adesso perché il monaco le cadenti! Ma mi rovini tutto, mi rovini! Non è possibile, non è possibile! Tu l'hai ragione, tu Dante Alighieri! Tu! L'inferno, papè satana, per sali, P, quella è la risposta, bisogna da noi, P. No, no, questa roba qui va bene, e basta, basta, no, buttale, boom, e tu cattivo, ciao, 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 buttale, sta macchina, è finita! Basta! Ora gli ascensori tutti gli insetti! E tutto andò in fumo. La rabbia esplosiva di Gigi Titin, oltre che sottrarre anch'egli, come tanti suoi utenti, dall'esistenza umana, provocò ingentissimi danni alla sua ditta, nella quale tanti anni di amore ed abnegazione avevano dedicato lui ed i suoi avi. Se avesse avuto pazienza, le cose sarebbero andate diversamente, ma non aveva ancora capito che quando si fa qualcosa per gli altri non si deve pretendere nulla in cambio, ma soprattutto non aveva capito che, prima o dopo, la vita presenta il conto a tutti. Le bottiglie che si salvarono dall'incendio conservano ancora i sapori di questa serata meravigliosa, spoglia di pregiudizi ed oscurantismi. Possa aiutarci a crescere tutti assieme, respirando quell'aria che la natura si sta stancando di regalarci.